come preparare la casa per una visita senza rischiare l'effetto no, grazie. Prima regola, apri scuri o tapparelle. Niente casa versione Batcaverna. Apri le finestre e se la casa è chiusa dagli anni 90, forse è ora di accendere anche una candela. La camera dei segreti lasciamola a Harry Potter. Chi vuole comprare la casa vuole vedere tutto. Accendi le luci. Anche di giorno e con il sole, meglio troppo che buio. Il nuovo acquirente non vuole guardare le repliche di Beautiful. Spegni la televisione. Cuscini in ordine, uguale atmosfera accogliente. Sistema le coperte. Non siamo in un documentario di panda pigri. Lui è adorabile, ma non tutti sono d'accordo. Meglio farlo uscire durante la visita. Vuoi vendere casa? Inizia col prepararla. Al resto ci pensiamo noi.